Presidente, io la domanda la faccio, cioè nel senso, si può discutere senza mascherina? Immagino di no. No, vero? Randazzo. Se vuole, la domanda la dovevo fare perché... Se vuole può utilizzare quella più leggera, No, se no, ce no, va bene, no, i va bene colleghi così, perché insomma, va bene, come non detto, d'accordo. Se vuole fare delle pause, vuole un attimo allontanarla va dal bene, viso, però... Lei capisce, chiaramente... lo so, ma purtroppo sono stringenti le regole. Ne prendo atto, non c'è problema. Prego. Allora, signor Presidente, signori giudici, come sapete io subentro a un certo punto in questo processo, però ho avuto cura di, verificare anche all'esito e soprattutto all'esito della richiesta di condanna a 7 anni da parte del pubblico ministero, ogni possibile riscontro al fine di verificare se in effetti l'ipotesi accusatoria poteva dirsi provata all'interno di questo lungo e complesso dibattimento. Io mi vorrei innanzitutto soffermare sul fatto che i capi di imputazione di cui Miserino deve rispondere sono 2 e sono il 46 e il 55. Il 46 è l'usura nei confronti di Leone Antonio, in concorso con Vincenzo Senese, e il concorso, secondo quello che recita il capo di imputazione, il concorso di Miserino insieme ad altri sarebbe stato quello di agevolare quindi l'attività di usura mettendosi a disposizione come autista per gli incontri con la persona offesa e per concedere sistematicamente, si legge nel capo di imputazione, la propria utenza telefonica per eludere eventuali intercettazioni telefoniche. Questo per eludere non è indifferente poi nell'ambito della mia discussione. E sempre nell'ambito, con le varie aggravanti imputate, sempre nell'ambito di questo procedimento, di questo fatto, al Miserino viene imputato il 648 bis aggravato, perché recita il capo di imputazione perché riceveva l'importo di 966 di cui al precedente capo A di imputazione commesse da danni di Leone. Ora, una nota, vi sarebbe su questa storia di questi 966 euro anche il capo 49 di imputazione, che però viene imputato solamente a Vincenzo Senese e Giuliano Giovanni, i cui difensori faranno valere le proprie ragioni rispetto a questo capo di imputazione, che sarebbe l'estorsione, l'estorsione, per anche questa somma di 966 che avrebbe, e ora poi nel corso della mia discussione si capisce questo condizionale, avrebbe ricevuto Miserino. Una nota che evidenzio: Miserino non c'è in questo capo di imputazione del 49, cioè la somma che sarebbe stata a lui destinata veniva in qualche modo estorta da altre persone. E questo però è un po' il riflesso di quello che dirò del corso di quello che è successo in questo dibattimento. È una condanna a 7 anni, una richiesta di condanna a 7 anni di reclusione, vorrei dire nonostante il dibattimento, a dispetto del dibattimento, perché voi, e poi lo affronteremo di passo per passo, mi darete atto che Miserino, il cognome Miserino, viene utilizzato esclusivamente perché laddove Orecchio, quando ha testimoniato, dice sì, veniva utilizzata l'utenza di Miserino. Quindi non c'è mai un Miserino all'interno di un fatto, c'è l'utenza di Miserino. Poi vedremo. E quindi il fatto materiale, innegabile, cioè non è che abbiamo tutti quanti le intercettazioni, il fatto materiale è che Miserino dava comunque il telefono a Vincenzo Senese. Ora vedremo pure, perché anche su questo profilo, signor Presidente e signori giudici, la requisitoria, che abbiamo visto tutti, riprende sostanzialmente, nonostante il dibattimento, lo schema dell'ordinanza di custodia cautelare,
diciamo, non segue un ordine cronologico, ma segue un ordine dei vari fatti che succede, dei vari filoni, diciamo, affronta i vari filoni, eccetera. Però è in questo bailam di varie, ogni tanto miserino. Però, ricostruendo, cosa che io ho fatto temporalmente, tutte le telefonate, tutte le volte che viene nominato Miserino, tutti, le volte che viene utilizzato il telefono di Miserino, poi vedremo in realtà che la cosa cambia lo scenario, si vedrà che in realtà si considerano 6 telefonate ma nell'arco di 10 minuti, quindi è una volta che Miserino dà il telefono, e quindi per dire poi il numero delle volte e i tempi di intervento della figura di Miserino in questo processo che non è il suo, mi sembra, diciamo, dal mio punto di vista non è il suo. E allora, e l'altro fatto materiale che, diciamo, viene imputato a Miserino è quello di aver ricevuto, come dice il secondo capo di imputazione del lui imputato, i 966 euro tramite Western Union mandati da Leone, in realtà destinati a Vincenzo Senese. Ora, anche su questo parlerò abbondantemente, non è una minaccia, però voglio dire, ci saranno molte argomentazioni su questo. Allora, quindi la domanda di questo processo, secondo me, è: ma se è un fatto materiale che Miserino dà il telefono, in effetti dà il telefono a Vincenzo Senese, la domanda fondamentale che vi dovete porre è: ma perché lo fa? Perché, come recita il capo di imputazione, voi potete affermare con la certezza che l'ordinamento pretende nei vostri confronti che il Miserino fosse consapevole di dare questo telefono per, diciamo, agevolare i fatti di cui al capo 49? Lo possiamo, all'esito del dibattimento, come ipotesi investigativa c'è tutta, attenzione, è logico che, ma insomma, che succede? È logico chiederselo, ma all'esito del dibattimento noi possiamo dire questo? Voi potete affermare questo? Parlo del profilo del dolo, chiaramente, no? Essendoci il fatto materiale. E allora ritiene questo avvocato che, per quanto riguarda il fatto materiale del telefono, vi sono delle spiegazioni che non c'entrano niente con l'ipotesi di reato ipotizzata. E per quanto riguarda la bonifico Western Union, no, quella è un'illazione, non c'è la prova e vi dirò perché. Allora, vediamo appunto quali sono i punti fondamentali, i passaggi secondo i quali la pubblica accusa vi chiede di condannare Miserino, quali sono le cose fondamentali. Ripeto, chi ha avuto contezza diciamo dell'ordinanza di custodia cautelare capisce che diciamo, giustamente, non è mica una critica, riprende diciamo quello schema. Allora, chi è Miserino secondo il pubblico ministero? È il tuttofare di Vincenzo Senese, prima cosa. Poi chi è Miserino? Il calabrese, secondo. Sotto il primo, io anticipo brevissimamente le obiezioni sui vari punti. Che sia il tuttofare di Senese è un'illazione grossa come una casa, e poi lo vedremo. Che lui sia il calabrese, sì, è il calabrese, ma non in tutte le telefonate in cui si parla di calabrese, perché vi sono in effetti delle telefonate in cui il calabrese potrebbe far venire dei sospetti, ma laddove il calabrese è invece Francesco Miserino, lo si prende solo in giro, e questo io ve lo dimostrerò. Sostiene sempre il requisitorio o calabrese, poi o calabrese, vabbè, o calabrese non risulta da nessuna parte, ma forse fa più effetto o calabrese. Comunque il calabrese. E per sostenere la consapevolezza, passaggio molto importante, per sostenere la consapevolezza del Miserino in merito all'attività del Senese, comunque vabbè, tu gli davi il telefono e sapevi che cosa succedeva,
A pagina 187 della requisitoria si cita la telefonata 34133 RIT 1531/17 del 16 settembre delle ore 15:25, in cui appunto Senese Vincenzo dice a Miserino non ho pagato Calabrese, dico la verità, mi hanno offerto. Siccome si parla di un ristorante, quindi poi vedremo nel dettaglio la telefonata, perché non bisogna nascondersi dietro un dito, e quindi diciamo che perché il pubblico ministero sostiene la pagina dopo, quindi siccome poi Senese Vincenzo parla dopo in un'altra telefonata con Giuliano, gli dice e secondo l'interpretazione del pubblico ministero in qualche modo da questa seconda telefonata si capisce che il fatto che Senese non avesse pagato era connesso alla sua attività, diciamo, di pressione, comunque estorsiva. Allora, siccome nella seconda telefonata si capisce che è così, allora il fatto che lo abbia detto a Miserino prima vuol dire che diciamo anche Miserino ne era consapevole. Vedremo anche questa telefonata. Dopodiché, a pagina 204 sempre della requisitoria si sostiene che Senese demanda a Miserino Francesco in data 17/11/2018 di andare per conto della famiglia, e questo è il senso, diciamo, metafisico che si vuole dare, per conto della famiglia, scusate i termini, riporto le frasi, vedi un po' i cazzi mia, perché mi hanno detto fai venire qualcuno della tua famiglia. Allora, su questo punto c'è stata un'udienza particolare in cui lei, Presidente, ricordo, e Maresciallo Recchio e il pubblico ministero avete cercato di ricostruire dove fosse questa telefonata, qual è, a chi la fa, a chi, qual è il numero, quale cosa. Io vi anticipo, ma poi vi darò anche prova, che non so, non c'è. Il Maresciallo Recchio dice sì, è saltata, forse non c'è, eccetera, eccetera. Ma io ho la certezza che non c'è. Si parla quindi di pagina 204 della requisitoria, il riferimento a un'ipotetica telefonata del 17/11. Ed è il fatto della lady champagneria, si parla, ovviamente mi avete capito, cioè era quando, diciamo, Senese, secondo le ipotesi Vincenzo, si parla di Vincenzo, secondo le ipotesi accusatoria avrebbe incaricato Miserino di rappresentare la famiglia per suo conto. Questo lo vedremo. E il fatto che, questo è molto molto esemplificativo, il fatto che poi nel prosieguo si sostiene, a pagina 832 della requisitoria, che nel RIT 333 sempre dell'utenza intercettata a Vincenzo, quindi la 1531/17. Non ho capito, scusi. Ripeto, allora la pagina della requisitoria è 832 e si fa riferimento a una telefonata tra Giuliano e Senese, nell'ambito della quale si raccontano incontri avvenuti il giorno prima, e secondo la ricostruzione della procura elogiano la figura di Miserino, che è il calabrese, che lui sta zitto e poi lo vedremo nella telefonata, una delle tantissime prese in giro di Miserino. Miserino era il jolly, diciamo, considerato da loro, ma poi vedremo perché. Quindi questa è la prova che, dal mio punto di vista naturalmente, Presidente, che proprio la procura è fuori quadro rispetto all'interpretazione, diciamo, invece di quello che era il ruolo, perché se il fatto materiale è quello delle telefonate, l'unico modo che avete per accertare se queste telefonate, qual era lo scopo di dare il telefono, è attraverso, diciamo, l'esame delle stesse, naturalmente, no? Allora, e quindi conclude la procura quello che aveva già concluso in ordinanza, cioè si percepisce il quadro di subordinazione, sono al plurale locotenenti, sono al plurale di tuttofare, diciamo, nomina altri, Giuliano, gli altri, se la vedranno gli altri difensori ognuno per sé. Lo stesso cioè, deve dirsi per Miserino, il quale
ogni qualvolta si riteneva necessario mettere a disposizione il Senese e la sua utenza telefonica, e quindi prestava i propri servigi, ed è il punto poi del bonifico di cui parleremo dopo, offrendo le proprie generalità anagrafiche per favorire il conseguimento offrendo, quindi già è un po' diverso rispetto al capo di imputazione che invece riceve, ci dice il capo 53, riceve, invece qui offre. Forse qualcosa il dibattimento è servito, ma ora vedremo. E infatti, a conseguenza di ciò, infine vorrei dire, si sostiene che in data 19/12/2017 Leone Antonio invia la somma di 966 euro a Miserino e che si trova a Verona insieme a Senese, e vedremo che questo è un punto che non è contestato poi assolutamente, sì, è proprio così, ma da qui ce ne passa. Perché e quindi, siccome Miserino stava a Verona insieme a Senese, è ovvio che la somma la riceveva Miserino, ma in realtà per girarla al Senese, perché il positioning, come ci hanno detto, e questo ce lo dicono anche 2 telefonate che affronteremo, quindi non mi nascondo dietro nulla, quindi siccome questa era la storia è andata così anche per questa volta. Operazioni, quindi va bene. Quindi conclude, e ho finito sulla requisitoria, a pagina 1537, giudice, in un paio di giorni, non facili da leggere, ma ripeto, facilitato dal fatto che era praticamente già in qualche modo conosciuta. Quindi tutte queste persone rivestono una posizione di primo piano, cioè a Miserino nella requisitoria si attribuisce una posizione di primo piano. Sì, allora 7 anni, sì, giusti, allora sono giusti, i fatti sono gravi, insomma, allora è vero. Ora, quindi queste sono le basi secondo le quali la procura gli chiede una condanna a 7 anni per una persona che è incensurata, totalmente incensurata, che ha dei problemi fisici, ma questo lo affrontiamo a parte, perché questo è un discorso a parte, perché nessuno ha sollevato incapacità di intendere e di volere, né il mio, giustamente il precedente difensore, ma neanche noi, non è quello il punto, non è che stiamo dicendo che era incapace di intendere, attenzione. E allora io direi, vi ho detto come la pensa la procura, ora voi avete sentito qualche giorno fa per la prima volta Miserino, che è stato arduo convincerlo a rendere poche parole che sono state anche in parte confuse, ma io me lo aspettavo, non pretendevo niente di particolare, però che si facesse sentire, questo era importante, voi lo dovevate sentire. E allora ora vediamo un attimo se quelle 4 parole raccontate da Miserino nel corso dell'udienza e che sostanzialmente confermano l'interrogatorio reso in fase di convalida, e qua sono quasi le stesse parole, se vogliamo, no? Parole semplici che, diciamo, in qualche modo sono state anche oggetto di ironia, diciamo, nell'ambito della requisitoria orale, cioè prestava il telefono perché stava al cinema. Un attimo, ora vedremo. Cosa ci dice? Allora partiamo dalla fine, cosa ci dice Miserino? Abbiamo visto cosa ci dice la procura, vediamo cosa ci dice Miserino e poi vediamo che ci dice il processo, perché voi su questo, le nostre sono chiacchiere, questi sono gli atti. Allora, cosa ci dice? Ora vediamo cosa ci dice Miserino. Conosco il Senese da parecchio tempo, dai tempi della scuola, oratorio, ci siamo frequentati quando eravamo ragazzini, poi ci siamo persi, finché un giorno ci siamo incontrati quasi per caso, che io della mia situazione di malattia, perché soffro attacchi di schizofrenia, allora poi sulla documentazione medica passo a volo d'uccello, come si dice, ce l'avete prodotta, ve l'ho riprodotta io la penultima, mi pare, no, l'udienza della discussione del pubblico ministero, sì. Ha prodotto in quella sede il 15 settembre, giusto? E quando ha discusso il pubblico ministero, io prima della discussione
Sì, quando ha iniziato a discutere. No, scusi, ho sbagliato, quando ha discusso subito dopo la discussione di Miserino, scusi, chiedo scusa, subito dopo l'esame, diciamo, le spontanee dichiarazioni di Miserino, io ho riprodotto il 15 settembre. Che però il precedente difensore, forse, ecco, io vi chiedo di integrare entrambi, io non ho avuto il tempo di controllare se la produzione era già completa, quella del precedente difensore, quindi scusatemi se ci sono ripetizioni, in ogni caso mi rifaccio a tutte e due le produzioni. E poi però lo affrontiamo questo discorso. Allora dice, io ero malato, non uscivo di casa, soffro di attacchi di schizofrenia, sono sotto cura al CIM dal 2009, cioè non è che è un certificato che ora è fatto, è dal 2009, insomma da tempo molto... Purtroppo per lui, voglio dire. E io gli ho detto tutta la mia situazione, mi ha preso a buon volere perché non uscivo più, non vedevo più nessuno, non c'avevo più amici. Lui gentilmente mi ha detto, tu sei un bravo ragazzo, vieni con me, ti voglio aiutare. Io dico quello che dice lui. Così ho cominciato a frequentare. Andavamo al cinema, andavamo a correre, vabbè, uscivamo con i ragazzini, Luisa credo sia la moglie, non so, giocavamo insieme, giocavamo a pallone, andavamo a vedere le partite, tutte queste cose qua per aiutarmi a spronarmi a uscire di casa. È vero che gli ho dato più volte il telefono, ma per ingenuità, perché andavamo al cinema e lui dava il suo ai ragazzi e io, perché nell'altra sala, io poi quando andavamo in giro lo lasciavo in macchina perché diceva che lo perdeva, insomma ogni tanto gli ho dato queste cose per ingenuità. Io non uscivo da casa e per me era una grande cosa uscire da casa e fare una bella vita, signor giudice, perché bella vita? Cioè, uscire è già una bella vita rispetto a stare chiusi a casa. Andare a Verona un paio di volte, andare a Milano una volta, caspita, è una bellissima vita. Albergo e soprattutto mangiare. Il punto sul quale verrà ripetutamente preso in giro perché era, diciamo, posso usare, mi chiedo scusa per Miserino che è presente, il cane di compagnia? Lo posso usare questo termine? Prendevo un sacco di medicine, non stavo bene a volte con la testa. Qualche volta mi ha detto ti porto a Verona, come è stato? Tu mi aspetti in albergo o al bar, ti do 10 euro, le sigarette, fai la colazione, poi andiamo ai ristoranti, centri benessere e queste cose qui. Ora, signor Presidente, signori giudici, poi vedremo che tutte queste cose qui sono riscontrate, attenzione, è questo il passaggio che diremo. Tutto quello che ho detto finora. È successo che il giorno dell'arresto ho letto poi, dopo, ho letto sul fascicolo che ho preso soldi, chiaramente, ma in linguaggio semplice, si riferisce al discorso del bonifico, no? Di aver ricevuto il bonifico, Western Union, passaggio Western Union. Io non ho mai preso niente dal signor Seneso, non conoscevo questa champagneria, secondo episodio ha mandato Senese, avrebbe mandato quella telefonata che non esiste, non c'è, e non so di chi la fa, chi, non si sa. Non sa niente, dice, ma qua, chi ci è andato a sta champagneria, ma qual è sta telefonata? Non so niente. Ma è venuto e mi ha detto niente, l'unica cosa che mi dava da mangiare e da bere, mi faceva divertire, ogni tanto mi comprava le sigarette e mi dice Senese che sono un bravo ragazzo, lui si dice io sono un bravo ragazzo, lavoro onestamente, sono sposato con Lucia, io sapevo che lavorava nell'abbigliamento, non mi sono fatto il problema. E forse questa tutto sommato è la chiave, questa frase buttata lì alla fine che in piena spontaneità, che forse è la chiave di lettura dell'intero processo. Io anche in sede di convalida dice le stesse cose, andiamo avanti, è inutile ripetersi perché le cose da dire ci sono, quindi. Allora, questa è la posizione di Miserino, signor Presidente e signori giudici. Ora andiamo a vedere le carte. E bisogna vedere innanzitutto chi è Miserino, chi è. Miserino, secondo certificato del 21/7/2020, invalido 100%, iniziamo, no? Dichiarato invalido 100%. Ma secondo certificato del 21/7/2020
Allora, si certifica che, chiaramente del CIM, anche questo prodotto, quindi in tempi non sospetti, non stiamo parlando di paraventi processuali, si certifica che il signor Miserino Francesco è seguito presso questo servizio dal 2009 per disturbo depressivo maggiore, gravi sintomi psicotici con necessità di assumere una terapia farmacologica in modo continuativo e di effettuare periodici controlli ambulatoriali. Tale disturbo ha carattere di cronicità e inficia gravemente la vita di relazione e il funzionamento socio-lavorativo. Assume terapia farmacologica e necessità di cura e attenzione. Che vuol dire questo, signor giudice? Perché ve lo sottoponiamo questa documentazione medica? Non per sostenere che Miserino sia incapace di intendere e di volere, ma che è un soggetto fragile, un soggetto molto fragile. Un soggetto che ha la cui cronicità patologica inficia gravemente la vita di relazione. E allora, in questo contesto, se questo è il contesto, il vostro compito, scusi se mi permetto, dal mio punto di vista quantomeno, il vostro compito è individuare e provare le intenzioni di Miserino. No? Allora, se questo è l'aspetto soggettivo, questo è l'aspetto oggettivo, cioè le telefonate, eccetera, eccetera, qual è la risultante di questa storia? Andiamo proprio alle telefonate. È stato un lavoro molto complicato, se volete ve lo do proprio in copia anche per l'utilità, ma ho messo in ordine tutte le telefonate in cui Miserino presta il telefono o riceve telefonate al suo telefono e tutte anche importantissime le altre telefonate in cui si parla di lui, che non c'entra niente col suo numero di telefono però, ed è importante saperlo. E allora, innanzitutto ho fatto due conti. Allora, la disarticolazione delle telefonate nell'ambito della requisitoria e dell'ordinanza di custodia cautelare fa sembrare gli interventi di Miserino una massa incredibile. Io le ho contate tutte e vi dico che sono... Allora, il mio ragionamento è questo, poi ora lo vedremo nel dettaglio, ma se la mattina del 19 dicembre fa 5 telefonate nell'arco di un'ora, gliel'ha prestato una volta, no? Cioè, il telefono... Prego, avvocato. Sì, allora stavo dicendo, nel fare questi miei conti, pur specificando chiaramente il numero, se nell'arco di un'ora il telefono di Miserino viene utilizzato 5 volte, è chiaro che gliel'ha dato una volta il telefono, no? Allora, facendo questo tipo di conti, considerando gli SMS, anche gli SMS ricevuti e inviati, e considerando le telefonate che non trovo e che vi segnalerò, lui ha dato il telefono meno di 2 volte al mese. Un anno, si tratta di un anno, perché si parla dal dicembre del 2017 al novembre del 2018. Queste sono le telefonate dove viene utilizzato o il telefono di Miserino riceve o manda. Quindi, giusto per fare le cose precise, 4 volte a dicembre con 12 telefonate, 4 volte a gennaio, 4 volte a febbraio, 4 volte a marzo, 2, poi salta, 2 volte a maggio, 2 volte a giugno e una volta a settembre e poi quella di novembre che non trovo, ma ho contato pure questa. Quindi meno di 2 volte al mese Miserino ha dato il telefono a Senesio. Allora andiamo, ed eccoci qui giunti, entriamo nel corpo centrale della mia discussione, che poi è anche l'ultimo, voglio dire, no? Poi ci saranno le conclusioni. Cioè, tutte, con attenzione per il vostro tempo prezioso, quindi anche per il mio, se mi consentite, che dovrò discutere pure in tribunale più tardi. Quindi, però,
7 anni, signor giudice, signor Presidente, per un incensurato, quindi voglio dire, per un incensurato con questa situazione anche psicologica, eccetera, no, mi obbligano ad affrontare nel dettaglio le cose. Ed ecco qui arrivati. Allora, le famose telefonate. Noi sosteniamo e concluderemo che dall'esame di queste telefonate si evince che Miserino non è sempre il calabrese, Miserino è un mero accompagnatore, è lo zimbello di Senese e di Giuliano, poi vediamo che c'è, non c'è la prova del bonifico, Leone non cita nemmeno una volta Miserino, e questo sarà un punto importante rispetto diciamo al tutto, poi vi specifico dove, perché, come e quando. Ed è la lei di Champagneria che ci sia andato Miserino, che sia stato meramente incaricato, non c'è traccia. Andiamo dunque a queste telefonate. Allora, il 13, secondo ordinanza pagina 1000, sì, in questo caso scusate, io farò qualunque telefonata, vi do il riferimento. Ma quindi deposita una memoria? Come? Deposita una memoria? No, al momento sta no. facendo dei Poi, riferimenti. casomai, la prossima udienza, se volete, mi riservo di darvi tutte questa cosa grazie, che ho fatto avvocato. Così, in cui si capisce, insomma, Benissimo, l'intervento di... Oggi no, la utilizzo per la discussione. Allora, dicevo, l'inizio, bisogna tenerlo presente, l'inizio del rapporto debitorio Senese-Leone incomincia il 14, si ha traccia per la prima volta, il 14, ribadisco, poi se la vedono i difensori di capire come, perché, sono affari loro, a noi non ci interessa, però diciamo che l'inizio del rapporto debitorio tra Senese e Leone inizia il 14 marzo del 2017, progressivo 66, RIT 1531/17, e lì è la prima traccia. Quindi questo, signor Presidente e signori giudici, vorrei pure, diciamo, lo dico subito, non che me lo possa dimenticare mai perché è parte fondamentale, però diciamo, lo dico e forse ve lo ribadirò perché è una cosa molto importante. Il capo di imputazione parla, come abbiamo visto, che lo scopo del prestare il telefono era per eludere eventuali intercettazioni. Prima, dopo, durante le volte che Miserino dà il telefono, che Vincenzo Senese utilizza il telefono di Miserino, viene tranquillamente utilizzato anche Senese Vincenzo utilizza anche il suo telefono personale, gli altri, ma anche quello personale. E in quello personale non è che ci sono telefonate di minor... Se voi lo interpretate, se voi pensate, ritenerete che Vincenzo Senese in quel momento stava, diciamo, facendo dei reati, lo vedranno i difensori, voglio dire, non è che le telefonate che faceva col suo telefono erano meno pesanti di quelle che faceva col telefono di Miserino. Quindi, sull'occultare, c'è qualche cosa da dire, forse? Ma andiamo avanti. Allora, abbiamo detto 14 marzo, quindi inizia del 2017 il rapporto debitorio Senese. Ci sono varie, inutile che 23 marzo, 24 marzo, una serie di telefonate tra Leone e Senese, Senese e Giuliano, Giuliano e Leone, cioè varie telefonate di vario tipo. E poi a un certo punto il 28 marzo 2017 siamo nella parte in cui Leone e Senese Vincenzo cercano di prendere degli appuntamenti per vedersi qui, lì, dopo, domani, Leone rinvia, vediamo, eccetera, eccetera. Il 28 marzo, in questo contesto, ed ecco la prima telefonata, progressivo 1167, RIT 153117, delle ore 17:58, è una telefonata tra Senese e Presutti e parlano del calabrese. No, signor Presidente, io qua non è che stiamo sostenendo che Miserino non è il calabrese, anzi Calabrè in alcune delle telefonate, stiamo sostenendo che non tutti i calabresi sono Miserino, e
la bella grossa differenza sta nel fatto che guarda caso, quando non si parla di Miserino si parla di affari, quando si parla di Miserino, del calabrese Miserino, si parla di mangiare, di cose, scusi lo slang perché lo usano loro così. E andiamo a vedere dove non è Miserino il calabrese. Nella telefonata che le ho detto, quindi RIT 153117, quindi stiamo parlando del RIT di Senese, progressivo 1167, Senese dice: ho visto il calabrese oggi, sì, dobbiamo degli stipendi vecchi a lui e alla moglie. Da quando è andato con la moglie ha scritto altre cose, stipendi eccetera eccetera. Si parla di pagina 8, vabbè, gli ho dato il riferimento, se vi occorre vi dico che è nel blocco numero 13, pagina 84, il 13ª pagina 84. Allora Miserino non ha moglie, non ha lavoro, non deve stipendi a nessuno, e infatti all'udienza del 12 marzo, quindi faccio riferimento a trascrizioni, pagina 22, si cita questa telefonata e Orecchio dice, il calabrese, dice, si parla di questo calabrese, e Orecchio dice: Miserino, però qui ci sembra fuori contesto, che potesse trattarsi, era ovvio, però nella ricostruzione dell'accusa potrebbe essere interessante che quando si parla di affari è Miserino il calabrese. Può recitare il numero di pagina e il verbale? Come? Può recitare il numero di pagina e il verbale cui ha fatto riferimento? Allora, udienza del 12 marzo 2021, pagina 22. 12 marzo 21, pagina 22. Sì, ed è lei, Presidente, sta interrogando il maresciallo Orecchio. E il maresciallo perché chiede chiarimenti, ma sto calabrese, e lui dice no, veramente è fuori contesto. Poi c'è anche un intervento dell'avvocato D'Ognossi che chiarisce che è proprio fuori contesto. Ma comunque, qua non è, partiamo da una cosa, qui non è Miserino il calabrese. Ma anche la telefonata dopo, cioè la 1172, sempre stesso progressivo, parlano ancora del calabrese di prima, parlano di affari, ma in questo caso sempre Presutti e Senese, ma chiaramente non è certamente Miserino, ribadisco, quando si parla di affari. E qui siamo a marzo del 2017. Bene, fino al ottobre, quindi marzo 2017 a ottobre 2017 succede, sotto un profilo processuale, l'ira di Dio, telefonate, appuntamenti, bonifici, di tutto e di più, ma di Miserino non c'è traccia, né come accompagnatore, né come prestatore di telefono, né citato nelle telefonate, niente di niente. Perché? Perché probabilmente Miserino stava soffrendo uno dei suoi ciclici periodi di chiusura, probabilmente. In ogni caso, considerato che l'ipotesi accusatoria sarebbe quello di aver contribuito a mettere in atto e a portare a compimento il capo 49, e che il 14 marzo del 2017 abbiamo detto è l'inizio del rapporto debitorio Senese-Leone, l'apporto finora, fino a ottobre 2017, non c'è. Ma neanche ad ottobre 2017 c'è. Perché in realtà il 7 ottobre viene intercettata una telefonata tra Senese e Giuliano, progressivo 13819, RIT sempre di Senese, quindi 153117, troverete la telefonata al tomo 1, pagina 199, in cui in questa telefonata qui entra un leitmotiv, Giuliano Vincenzo Senese. Il loro divertimento era parlare di Miserino, ma ve ne citerò diverse. Allora, in questo caso Senese parla con Giovanni, dice: Giovanni, dove siete?
dice sto andando al lago con il calabrese. Sì, qua sì che si parla di Miserino, qua sì. Pagina 199, ah no scusi, no, queste sono le tre, non vi serve la pagina qua, il progressivo ve l'ho dato. Ah, viene là, e se no quando la faccio palestra Giovanni? No, giochiamo dalle 9 eccetera eccetera, poi giocano le creature, parla del figlio. Il calabrese che ha detto ma quando l'hai chiamato? Ah, già è pronto, bello, già è pronto, ride. Quello basta che lo fai mangiare, che se ne fotte di tutti. Allora, prima, dopo, parlano di altre cose, parlano di affari loro, lo vedranno i difensori, eccetera. Quando si parla di Miserino, ecco l'unico cenno che viene fatto nella telefonata numero progressivo 13819, che abbiamo detto essere del 7 ottobre 2017. Scusi, aveva detto 13891. Come? 13891. Sì, sì, giusto. 13891 RIT 1531/17, in cui va dal lato calabrese e poi a lui basta gli dai da mangiare. Questo prima, dopo parlano di altre cose. Quando si parla del calabrese sì, qui è lui dice basta gli dai da mangiare. Allora, ancora non c'è l'utilizzo del telefono di Miserino. Da qui in poi al solito giro, appuntamenti, bonifici, ripeto, non ci riguardano queste cose, però succedono tante cose nel frattempo di cui non si sa nulla di Miserino, perché non viene citato, non c'è mai, non c'è. Ricompare al ristorante. Il 2 novembre 2017 ci racconta il dibattimento, Senese in compagnia di un uomo, quindi il 2 novembre 2017, secondo un appostamento, risulta che Senese in compagnia di un uomo identificato nella persona Miserino giungeva a bordo di una Fiat 500 con targa tedesca presso il bar prossimo al centro di San Giorgio Alliri, Frosinone, attività commerciale del Papa. Qui il Senese raggiungeva il Papa all'interno della Porsche, rimanendovi per circa 20 minuti, mentre il Miserino lo attendeva all'interno della 500. Dopo, finito l'incontro, Miserino raggiunge gli altri e vanno al ristorante. Ma per quale motivo un uomo fidato tuttofare viene tenuto fuori dai discorsi, diciamo, di Senese? Sempre ammesso che in quel caso, ma ribadisco, sono affari del suo difensore, sempre ammesso che in quel caso stesse conducendo qualsivoglia attività estorsiva, però diciamo, la prova che voi avete, ma la prova in positivo vorrei dire, no? È che Miserino rimane in macchina per 20 minuti e poi, quando finiscono le cose, qualunque cose fossero finite, raggiunge Senese e vanno al ristorante a mangiare insieme. Questo viene ribadito sempre dal maresciallo Recchio all'udienza del 4/2/2021, a pagina 87 delle trascrizioni, laddove il maresciallo Recchio ribadisce che Miserino è stato dentro la macchina, la 500, ribadisco, questi sono sì, questo che vi ho detto. Allora, no, stavo vedendo un'altra cosa, 19 dicembre. Ok. Allora, questo appunto è l'altra volta che compare per la prima volta in cui si materializza Miserino. Detto questo, abbiamo detto 2 novembre, passa il tempo, nel frattempo giudice se ne è usato il suo telefono con Leone, con gli altri, cioè non è che si pone il problema, qualunque cosa facesse, di occultare, di utilizzare altri per occultare.
questo è una toppa evidente del capo di imputazione, no? Non è sicuramente quello lo scopo, chissà qual è, se c'è un'accusa, ma non è quello. Allora, se non che a un certo punto, il 16 di dicembre del 2017, allora a questo punto per la prima volta Senese utilizza il telefono di Miserino. Stiamo parlando del progressivo 2975, però ancora, siccome non era ancora intercettato il numero di Miserino, viene intercettato, credo che sia quello di Barretta questo, cioè il progressivo è quindi 2975 e il RIT è 6427/17, che ritengo sia quello di Barretta. Allora, scusi un attimo. Sì. Dicembre, eccolo qua. Allora, in questa telefonata che vi ho citato, quindi 2975 del 6427/17 RIT, c'è un altro, perché guardate, non mi sono risparmiato niente, ho fatto con la ricerca calabrese tutte le volte che è spuntato in tutte le trascrizioni, io l'ho colto, quindi poi scartando quelle che non c'entrano chiaramente, ma tutto quello che vi riferisco, per dirvi che non vi lascio niente, non vi lascio una cosa, una telefonata scoperta, per dire, che riguardi Miserino. Quello che citate, non ce ne sono altre. Poi, posso sbagliare, ma non credo. Allora, in questo caso stiamo parlando, ripeto, a quella telefonata che vi ho detto prima, in cui l'unico accenno, parlano di affari loro, eccetera, eccetera, l'unico accenno che si fa a Miserino è a pagina 225, se vi serve, dell'allegato della progressivo, comunque basta il progressivo. Sono a camminare a Frascati con un mio amico, il calabrese, sto a camminare. Quindi, ancora una volta, sì, le famose 4 parole confuse che vi ha detto Miserino all'inizio, finora mi sembra che sono confermate, no? Cioè ogni volta che si mangia, si cammina, si fa qualcosa, c'è Miserino. Se si parla di affari, di cose, non c'è. Allora, sempre la stessa data, vedrete che all'allegato c'è un'altra telefonata subito dopo, scusa, ecco, queste per esempio 16 abbiamo detto 16 dicembre, c'è il RIT che vi ho detto, ma c'è anche il RIT quello subito dopo, 2976, esattamente subito dopo, in cui continuano a parlare Miserino, Senese e Barretta, De Colmar, Giubbottini, arrivano, non arrivano. Questa è una telefonata delle 11.56 e l'altra delle 12.09. La vogliamo considerare 2 telefonate o una? Cioè una volta o 2? Ecco qua il discorso che vi dicevo all'inizio, no? Dice, sfrazionate queste telefonate, messe una lì, una là, una qui, una qua, sembrano 1 milione. Ma se poi vengono logicamente esaminate, vediamo che 1 milione non sono. E sempre nello stesso giorno, a conferma che sicuramente Senese stava con Miserino, come ci dice all'allegato 322 della relazione di servizio del 16/12/2017, Miserino insieme a Senese, Vestiti, Giuliano, Sorrentino, Cagliano, insomma un gruppo, vanno alla pranzo di trattoria delle Corse via Appia Nuova. Ancora una volta Miserino c'è quando si mangia. Dopodiché, però, sempre lo stesso 16 dicembre, che evidentemente Miserino ha passato con Vincenzo Senese, c'è un altro interessante secondo il mio punto di vista, progressivo che vi sottopongo, ed è il progressivo 18814 18.814 del RIT di Senese, questa volta, di 1531/17. Che viene dopo il ristorante cronologicamente, stesso giorno,
in cui in questa parlano senese e giuliano anche di Miserino. Ed è interessante, all'esito di una giornata che non so se si sono conclusi a affari, non so se sono andati, non so che cosa sia successo, però ecco per cosa viene citato Miserino. Si parla della, come avevo già detto, 18814 del 16 dicembre 2017, ore 16:33. Sono uscito ora con il calabrese. Non per dire queste cose, Giovanni, non ho mangiato tanto, 3 bruschette col prosciutto, un piatto di verdura, un piatto di fettuccine ai funghi porcini, all'ultimo si è mangiato pure il dolce, ride. Giovanni, ora non si mangia niente, che va al cinema però, dice che sta a dieta, a dieta, al cinema non ti fare mangiare i popcorn, no i fonzi, mi mangio i fonzi, ride. Guarda Giovanni come ride, mannaggia la miseria, noi, dice Vincenzo Senese, noi stiamo al cinema con le creature. Ma allora è vero che Miserina andava al cinema con i figli insieme a Senese e i figli. Poveraccio. Sembrava un'assurdità, no? Dice, ma come, stiamo parlando di un processo di amore, ma che ci racconti? Ecco, controllata la telefonata, lo prendono in giro e il riscontro è che sono andati al cinema con i figli, esattamente quello che vi diceva Miserino con un filo di voce. E allora 16, allora questo è un periodo che indubbiamente dicembre diciamo che si concentra un pochino la frequentazione, ma anche questa, signor Presidente, signori giudici, attenzione, bisogna guardarla con la testa, non con la calcolatrice, con la testa, interpretare. Voi siete qui per interpretare i fatti, non per contarli. Allora, 16, abbiamo parlato del 16 finora. Il 18, Miserino, allora, dal 18 al 20 di dicembre c'è una trasferta a Verona, ora vediamo in che termini, ed è una delle 2 volte che Miserino vi ha detto sì, ho accompagnato Senese a Verona. Allora, secondo, e qui è importante questo, perché abbiamo detto, poi lo dico subito, il 19 si assume, la procura ritiene, che sia stato fatto questo famoso bonifico, scusi, è improprio, a credito tramite Western Union, tecnicamente forse non è un bonifico, comunque che all'esito di questo discorso di Verona, quindi è importante capire un pochino. Allora noi abbiamo, e per sostenere che Miserino ha preso questi soldi, ora vedremo, si fa riferimento a 2 intercettazioni telefoniche che sono la 18-900-18900, sempre RIT Senese, quindi 1531/17 del 18 dicembre per l'appunto, in cui forse due telefonate Miserino parla con Senese. Questa telefonata sono Miserino e Senese che parlano. Miserino probabilmente, Senese forse già al nord, Miserino probabilmente lo sta raggiungendo con la macchina. Anche in questo caso si parla, quindi la prima, la 18900, che secondo il pubblico ministero, ma perché? Solo per il discorso del positioning, no? Solo per dire che siccome era là. Però vediamo che cosa dice. In questa telefonata 18900, Comparuzzo, che ritengo sia Giuliano in questo caso, dice Comparuzzo, con il Cavaliere, sono più intelligenti di te perché risparmiano benzina. Calabria, che pensi? Dice, ma perché gli altri fanno con 20 chilometri, fanno con X litri, tu invece di più. Ah, vabbè, se lo dicono loro, e che ne so io, non lo so, ok, questo è anche il senso dei dialoghi, no? Ha un suo peso. Comunque, appunto, se dai un filo di gas risparmi, quindi presumibilmente, ma nessuno lo nega, non c'è problema.
In questo momento Miserino con la macchina stava raggiungendo la Senese Vincenzo al nord, Verona in particolare, 1899. E subito dopo, sempre del 18 dicembre, la 19069, in cui c'è Senese che parla con una dell'albergo, di un albergo di Verona, e dice: siamo due, perché viene pure quell'altro amichetto mio, quello cecciottello. Va bene. Miserino? Sì, è Miserino. Sì. Il giorno dopo chiedo scusa. Ok. Il giorno dopo, 19, ci sono 1, 2, 3, 4, 5, 6 telefonate in cui Senese utilizza il telefono di Miserino. Quindi, naturalmente orari tra loro vicini, quindi prendiamolo per dato di fatto. Se Miserino stava a Verona con Senese ogni tanto gli chiedeva il telefono, gli diceva: l'ho lasciato in macchina, l'ho preso, lo perdo. Non lo sappiamo noi questo, giudice, ma non sappiamo neanche il contrario, cioè che diava il telefono sapendo che facesse qualcosa. Poi, scusate, anche sotto il profilo della logica, allora abbiamo visto che non occultava, perché Senese faceva col suo telefono. Se avesse avuto consapevolezza, gli prestava il telefono, scusate. Cioè, io presto a un mio collega, a un mio amico il telefono perché so che lui con quel telefono deve fare delle minacce? Ma, non lo so. Serve una motivazione forte per dire che è andata così, no? Dire sì, è andata così perché lui comunque aveva questo calcolo, questa cosa, ma la logica impone il contrario. Qua andiamo avanti. Quindi dicevo, in data 19/12, lo stesso giorno del famigerato bonifico, quello là insomma, Senese usa 6 volte il telefono di Miserino. Niente di rilevante, perché parla con Barretta, parla con Gaglione, e questa, sa, Presidente, signori giudici, è quella fase in cui Senese chiama la madre per il problema del debito, insomma la madre si lamenta, affari loro. Resta il fatto che di Miserino c'è solo la traccia che è il telefono, ma non certo che è partecipe a qualunque cosa succeda. In questo contesto, alla fine, ci dice l'ordinanza di custodia cautelare e la requisitoria che Miserino in data 19/12/2017, ed è un punto importantissimo, avrebbe ricevuto tramite money transfer da Leone una somma di 996 euro, che siccome, come abbiamo detto, quelle 2 telefonate che ho citato ora dimostrano che Miserino in quel momento era con Vincenzo Senese, allora di conseguenza, dice la requisitoria, tale somma si ritiene che di conseguenza che tale somma sia destinata proprio al Senese. Benissimo. Che abbiamo negli atti? Perché qui la domanda, signori giudici, è: dove sta la prova che ci sia stata questa operazione? Primo, ci sono documenti in atti? Secondo, chi ha ritirato questa somma? Ci sono documenti in atti? C'è una firma, c'è un documento, c'è qualcosa? Andiamo quindi a vedere cosa ci dice sempre il testo orecchio su questo punto. All'udienza del 22 febbraio 2021, pagina 95 delle trascrizioni, il testo orecchio ripete, mi sei consentito a pappagallo, esattamente
quello che le ho letto io, o poco fa. Il 19 dicembre 2017 avviene un'operazione money transfer pari a 966 euro a Miserino. All'imputato emerge dal progressivo 18900, che è quello che vi ho letto, perché Senese Vincenzo si trova a Verona insieme a Miserino e tale circostanza induce a ritenere che la somma fosse proprio destinata al Senese. Induce. Cioè, spunto investigativo ottimo, che non mette in dubbio. Prova? Dove sta la prova? 7 anni, signor Presidente, non sono pochi. Se non che, sempre su questo punto, all'udienza del 10 marzo 2021, pagina 22, l'avvocato Carli, che mi ha preceduto, dice, chiede al maresciallo Orecchio, sì, ma il documento cartaceo, dice anche il collega, dice Carli, il collega che mi ha preceduto, non abbiamo trovato il documento cartaceo di questo chiamiamolo bonifico per semplicità. Teste Orecchio. Lo verifico, sì, in effetti, Presidente, posso farmi riserva di individuare esattamente a quale allegato è presente la documentazione? Sì, dice lei. Western 1 glielo comunica all'udienza successiva. È finito qua il discorso. Io ho cercato tutte le udienze successive, zero. È finito, è morto qui, ci si è dimenticati, non lo so. Comunque è morto qui. Allora, dice, ma per ritirarlo come devo fare? Codice fiscale? Vabbè, questi sono, andiamo, insomma, perché... Allora, se a pagina 26 sempre di questa, diciamo, interrogazione da parte del collega Carli al maresciallo Orecchio, dice, Carli dice, ma lei sa se chi ha ritirato, chi non ha ritirato, eccetera. Dice, no, le ripeto, pagina 26, il nostro accertamento è un confronto tra il luogo in cui è avvenuto l'utilizzo e quale imputato era in presenza sullo stesso luogo in relazione ai fatti forniti dal posizionamento. E basta. Mi sono andato a trovare, io non pago di questa cosa, sono andato a scartabellare le carte del processo. Vediamo che cosa sono state allegate. Bene, e ho trovato l'allegato 654, in cui appunto la squadra mobile di Roma 12 marzo 2019 deposita tutta la documentazione bancaria relativa a questo discorso qua, ok? Bene, signor Presidente, signor Giudice, a prescindere che ho trovato, e ve lo mostro fisicamente così voi possiate individuarlo anche all'interno del fascicolo, un foglio Excel in cui c'è un'elencazione di operazioni, foglio Excel di cui immagino sia un riassunto fatto dagli operanti, diciamo, hanno fatto dei conti gli operanti, e in cui c'è scritto che sì, in effetti in data 19/12/906 agente ammittente Masella Renata, Corso Francia, Roma, destinazione, fatto da Antonio Leone, destinazione a Francesco Miserino. Ma non è che ci sono altri, è un foglio Excel in cui si fa questo elenco. Allora, questo foglio Excel, mi chiedevo io, ma che cos'è? È una deduzione, diciamo, degli agenti sulla base del positioning? O che ne so, una valutazione? Cos'è? Documenti ce ne stanno? No, giudice, no, Presidente, non ci sono. Miserino vi dice che lui non ha ricevuto nulla, non c'è la prova che abbia ricevuto nulla, non c'è la prova che gliel'abbia dati eventualmente al Senese, non c'è nessuna prova su questo punto. E siamo al 19/12. A questo punto il 20, ripeto, non vi lascio una telefonata, il 20/12, cioè il giorno dopo,
proseguono il viaggio, Miserino Senese, e arrivano a Milano. E infatti c'è un riscontro, se vi interessa, il progressivo del 52-74 del RIT 4641/17, sì, in cui praticamente qui è cioè Miserino che sta con Senese, telefona a Gaglione, poi passa il telefono a Sorrentino, parlano Sorrentino e Gaglione. Cioè la sostanza del discorso è che Miserino stava, al di là del netto del contenuto della telefonata che non mi interessa, Miserino stava in effetti, sì è vero, a Milano con Senese. E poi un'altra di quelle telefonate che non riguarda l'utenza di Miserino, ma riguarda un'utenza di altre che parlano di Miserino, che questo c'era da tenerlo in considerazione. E allora, per esempio, quindi dal 20 di dicembre c'è un salto e si arriva al 10 di gennaio. 10 di gennaio, progressivo 20-185, RIT Senese, quindi 1531/17, in cui Senese parla con Elena, la moglie? Non so, credo sia la moglie, non lo so. E qui parlano del più e del meno, dei bambini, quindi non si parla di affari, di cose, parlano del più e del meno, dei bambini, quello, quell'altro. E quando si parla di Miserino, al solito, però ha ucciso il calabrese, poveraccio. Dice, ma ucciso di chiacchiere, poi si capirà. Ci ha fatto venire Giancarlo, dice, ci ha fatto venire il mal di testa alle 11. Cita Miserino per dire questo, e quindi Senese chiama Elena e dice questo di Miserino, e siccome deve essere stata una scena molto divertente, lo ribadisce a Barretta nella telefonata del giorno dopo, 8697, progressivo Barretta, quindi 4627, cioè RIT 6427/17, progressivo abbiamo detto 8689. Anche in questo caso, siccome evidentemente è stato molto divertente, Senese dice a Barretta, racconta a Barretta, tra le varie cose che riguardano loro, affari loro, eccetera eccetera, che non riguardano quantomeno la posizione di Miserino. In ogni caso Senese, quando parla di Giancarlo, dice eri vicino al calabrese, chiacchierà, l'ha ucciso a quel povero diavolo, Dio l'ha ucciso. Basta, di Miserino si parla solo di questo. Dopodiché abbiamo detto 11 gennaio. Da gennaio però, giusto spunto investigativo, dice, ma attenzione Miserino, mettiamo sotto controllo l'utenza di Miserino. Quindi da gennaio 2018 inizia, diciamo, il controllo del telefono di Miserino, il cui RIT, lo dico una volta, ma voi lo sapete bene qual è, il 370/18. Quindi da questo momento in poi viene intercettata, e quindi si sa perché finora, signor giudice, erano telefonate fatte. Randazzo, mi comunicano che Sorrentino vuole parlare con l'avvocato Pecoraro si è allontanato e non credo a questo punto temporaneamente, perché non è fuori, quindi la posizione di Sorrentino e Vestiti è assistita a questo punto ai sensi dell'articolo 97 quarto comma dall'avvocato Leto. Va bene, avvocato Leto? Sì. Solo che Sorrentino vuole parlare con Pecoraro, non c'è l'avvocato Pecoraro. Sorrentino vuole parlare, non so, con l'avvocato Leto, ma grazie. Mi dica, va bene così? Che conferma da Milano che avevamo sentito tutto. Quindi a posto, va bene? Cioè, o vuole parlare con l'avvocato Leto, mi dica lei. No,
Va bene. Allora, andiamo avanti, avvocato Randazzo. Sì. Allora, stavo dicendo che quindi dal gennaio del 2018 quindi incomincia l'intercettazione sull'utenza di Miserino. Allora, vediamo, ce n'è una il 24 di gennaio, parlano Senese e Barretta, dura... ecco un'altra cosa che io... un altro spunto per valutare anche questo dare il telefono, sono tutte telefonate brevissime, sono tutte telefonate di qualche minuto, dice pronto, boom. Cioè questo secondo me ha anche un senso, no? Rispetto al dare il proprio telefono. Parliamo del RIT 370/18, giusto? Come? Parliamo del RIT 370/18 in questo No, parliamo in generale, sì, certo, no, sì, no, giusto, scusi, invece c'ha proprio ragione lei. Cioè, è chiaro, quando Miserino dà il telefono, sì, quando il Miserino dà il telefono, sono sempre telefonatine, diciamo, di poco conto, brevi. Allora, vi ho detto, signori giudici, che appunto l'altra è il 24 gennaio, in cui interlocutori Senese e Barretta, pochi minuti. 25 gennaio ce n'è un'altra, sempre di chiamata, e il 26, quindi un'altra telefonata. Ripeto, sono telefonate che io ho uscito, ora queste velocemente, perché sono telefonate in cui il famoso, diciamo, cioè il racconto di orecchio, quel Senese telefonava a Barretto con l'utenza di Miserino. Ecco, questi sono con l'utenza di Miserino, cioè sono delle telefonate, diciamo, che ci sono avvenute, le ho annotate, ma diciamo che non parlano di Miserino, non c'è Miserino presente lì, o almeno sicuramente presente perché ha dato il telefono, ma lì nelle circostanze non si parla con lui, di lui e per lui, e quindi li cito numericamente, cioè quel famoso calcolo che vi ho fatto prima. Quindi diciamo il 26 gennaio ce ne sono altre due, sempre tra Leone e Senese, ma il 27 c'è tra quella tra Senese, tra Leone e Senese per il tramite di Miserino, dell'utenza di Miserino, ma subito dopo c'è quella diretta. Occultare che cosa? Che cosa si sta occultando? Se non che si salta direttamente al 11 gennaio. No, scusi, prima c'è una cosa, niente male, diciamo, mi sono dimenticato. Faccio un passo indietro. L'11 gennaio, vi ho detto prima che l'11 gennaio Barretta e Miserino al progressivo 8696, Senese appunto ribadisce a Barretta quello che aveva detto prima Elena, cioè che il Giancarlo aveva ucciso il calabrese di Chiacchiere, va bene? Subito dopo, questa è una telefonata delle 7:55, alle 8:14, subito dopo, c'è una telefonata tra Senese e Giuliano, che anche a Giuliano, diciamo, Senese racconta, diciamo, le avventure del buon Miserino. E questa è, ripeto, il progressivo è 20205 della RIT 1531/17, siamo ritornati un attimo indietro all'11 gennaio 2018. Allora questa telefonata è interessante sempre nell'ottica del dolo, nell'ottica del vedere chi era Miserino in questo contesto, eccetera eccetera. Il calabrese che dice, perché era un argomento di discussione, Giuliano dice: ma il calabrese che dice? Tutto a posto, ieri, come imitando qualcuno, non mi picchiare, non mi far picchiare. Giovanni ride. Senese: ti vuoi far mettere le mani addosso? Ieri tutti antipasti, crudi e caldi, piattoni di spaghetti abbondante che radice, spigola di 2 chili, mamma mia. No, Senese fa scimmiotta Miserino, no, la mattina non li mangi i cornetti,
ride Giovanni, un cornetto e mezzo chilo stamattina con la marmellata, non li mangi i cornetti stamattina? Poi questo si buttava, poi parla sempre di Giancarlo, no? Questo si buttava sotto Calabrese, il calabrese l'ha distrutto proprio, e ride, Giovanni ride. E poi questa è la telefonata che praticamente che citata, che vi ho detto prima, dalla requisitoria per dire che Calabrese è bravo, sta zitto, è bravo. Questa! E ora andiamo avanti. Questa. Hai capito? Ce l'hanno. Andando avanti, questa pagina 95, sto leggendo la trascrizione. Quella appunto dice: Calabrese è quello che sta zitto, è serio, ci diceva la requisitoria. Continuando in questa telefonata, i chili di pasta, i cornetti, eccetera, eccetera. Hai capito? E Giancarlo, che l'aveva ucciso al Calabrese parlando, dice: hai capito che hanno detto al Calabrese ride? Perché Giancarlo stesso: Calabrese, tu sei serio? Quel cavaliere parla troppo assai, ride, strillando là dentro, alla faccia, il maruolo, io parlo troppo, dice, perché il cavaliere sarebbe questo, almeno da quello che leggo negli atti, sarebbe lui stesso, Giovanni, no? Quindi Giancarlo avrebbe detto: il cavaliere parla troppo, tu sei bravo Calabrese, tu sei bravo che stai zitto. E allora Giovanni dice: io parlo troppo, ma che dici? L'ha distrutto pure su questo, se l'è baciato il Calabrese, ha detto che il Calabrese è serio, ride. Perché nella requisitoria non c'è la parentesi con scritto ride? Perché? Ride. Giovanni ride, mica ha fatto una gettata di coriandoli al Calabrese. 300 grammi di difesa di tacchino, eccetera, eccetera. Questa, ve la ripeto il numero, è la telefonata, la 20205 dell'11 gennaio 2018, RIT Senese Vincenzo, quindi il 1531, secondo la quale Calabrese è serio, quindi era un uomo di cui fidarsi. Eccola qua. Quando vi ho detto all'inizio, proprio fuori quadro, eccolo il quadro. 7 anni, Allora, andiamo avanti. Allora, stiamo parlando abbiamo detto, da ora in poi viene intercettato a metà gennaio il telefono di Miserino, perché anche questo era tra gli altri, no? Io sono andato a individuare le telefonate degli altri su Miserino. Allora, un'altra telefonata, iniziano appunto le intercettazioni su Miserino. E in effetti, il famoso dato materiale che diceva all'inizio, il 26 gennaio Miserino dà 2 volte il telefono a Senese, o una, visto che una è alle 10:46 e una alle 10:54. Ecco il senso che vi dicevo prima, la logica, non la matematica, la logica. Se si scompaginano e si distribuiscono le telefonate, sembrano una palla inestricabile, basta metterle una dietro l'altra. Abbiamo detto il 26 queste 2 telefonate. Dopodiché 0 un'altra volta, finisce un'altra volta, quindi queste va bene, queste sono l'82, abbiamo detto 82. Vabbè, questo andiamo avanti. Ecco, ora ci siamo. Allora, se non che, signor Presidente, signori giudici, l'ulteriore volta in cui Miserino, quindi è gennaio, no? L'ulteriore volta in cui Miserino o comunque Senese utilizza il telefono di Miserino è il 13 febbraio, ore 9:42, 10:20, 10:21, 27, 28, insomma, è una volta, Presidente, è una volta, signor giudice, non 3.
e lui, Senese, parla, anche in questo caso sono dei dialoghi tra Senese e Leone, sono delle telefonate diciamo a stretto giro, dove ci vediamo là, no, ci vediamo qua, ma quando vai, no, non posso, eccetera, eccetera, questo tipo di telefonate qua. Dopodiché, ulteriore telefonata, ecco, e poi una telefonata famigerata, che io non ho trovato, ma manco voi l'avete trovata però. Io ho letto i verbali, ora ve li cito chiaramente, non si parla mai a vanvera ma con le carte, ovvero in 18/2/2018 sostiene l'ordinanza di custodia cautelare a pagina 147 e quindi la requisitoria nella pagina diciamo riportata, che c'è una RIT 370 del 18, quindi dovrebbe essere intercettata a Miserino, no? Se è così. Il progressivo 320, che io sinceramente non ho trovato, e se voi la trovate sono felice, perché, ma non per il contenuto, perché dice questo numero, secondo quello che ci dice eccola, mi ero fotocopiato la pagina dell'ordinanza. Allora, pagina 147 dice a riguardo, dice chi è Miserino, il tuttofare, ci dice appunto, a riguardo, cita questa telefonata 320 del 18/2/2018, RIT 370/18, dice Enzo, di Senese Vincenzo, attraverso l'utenza del Miserino, presentandosi al suo interlocutore come Enzo, non c'è scritto chi è il suo interlocutore, e specificando questo è il mio numero e il mio amico, questo è del mio compagno calabrese. La persona che si è presentata come Enzo fornisce al suo interlocutore il proprio numero di telefono per essere richiamato direttamente alla sua utenza. Il mio numero, dice Senese, è 388 e 0, eccetera. Segnalo il numero mio, chiamami subito, solo per le cose importanti segnami il mio numero, almeno per qualsiasi cosa importante, capito? Allora, premesso che questa telefonata non c'è, non è stata trascritta, non fa parte degli atti, e questo posso, come sempre nella vita, essere smentito, ma non mi sembra che sia così. Ma anche quando esistesse questa telefonata, che cosa vorrebbe rappresentare? Che Miserino è il calabrese e gli presta il telefono? Beh, allora, se vogliamo cogliere invece un dato, il dato che cogliamo è: per le cose importanti chiama il mio di telefono, se proprio vogliamo interpretare questa telefonata, no? Che calabrese, abbiamo detto non sempre, non è che c'è solo lui calabrese in Italia. In questo processo, diciamo, andiamo a stringere, in questo processo, e quindi non c'è problema. Che dà il telefono che il Senese usi di telefono, sì, che mica si può negare, no? Cioè, voglio dire, non è quello il problema. Allora che cosa dobbiamo trarre? Per le cose importanti usa il mio, ma comunque non c'è. Siamo a marzo, dobbiamo arrivare a novembre, però cerco di accelerare, giudice. Io mi rendo conto, però io spero che vi rendate conto anche voi, il mio ruolo, insomma, difficile, in un processo molto brutto, molto complicato, un vaso di coccio in mezzo a ferraglia è una cosa pericolosa, quindi la richiesta di condanna io non posso, vado a stringere, io sì, stringo, però abbiate pazienza, ecco, vi chiedo pazienza. Prende il tempo che vuole, avvocato. No, dico, io mi rendo conto che non è che sto parlando poco, però che devo fare? Vada avanti. Allora, abbiamo detto che a febbraio ci sono altre 2 telefonate, sempre utilizzando il telefono di Miserino, una volta Senese telefona a Barretta, una volta telefona a Leone.
Anche in questo caso, se ve la potete segnare, 26 febbraio, sono 12:10 e 12:40, cioè sono tutte telefonate, cioè lui prendeva il telefono, faceva 2 o 3 telefonate e gli ritirava il telefono. Ecco, cioè, ma è una volta. Dal 26 si passa al 5 marzo. Allora, no, scusate, io mi sono dimenticato di dirvi anche una cosa importante. Rispetto al bonifico, money transfer e bla bla bla, ci fosse una telefonata che fa riferimento a questo bonifico. Una. Non esiste, né prima, né dopo, né chi l'ha preso, né fallo, né ritiralo, niente. Quindi non solo non c'è il documento, ma non ci sono niente. Nessuno mai parla di quei 966 euro di miseria. Nessuno. Anzi, il telefono di Miserino viene utilizzato per parlare da Senese. Ripeto, il merito non mi interessa, però il fatto oggettivo c'è, di parlare di money transfer di altri. Mai di Miserino, né tantomeno altri parlano del bonifico di Miserino, mai. Ritorniamo a oggi, cioè a marzo. Abbiamo detto che il 5 marzo del 2018 ci sono 1, 2, 3, 4, 5 telefonate che sono tra, chiaramente utilizzando il numero di Miserino, ma tra Senese e Leone, tra cui 3-4 sms, precisiamolo, perché sennò, tutte nell'arco di un paio d'ore, tutte in un parco di un paio d'ore. E in questo caso, e questo è il caso che vi dicevo prima, che si parla di money transfer di altri, proprio qua, utilizza il numero di Miserino e però parla il money transfer di altri, vabbè. Un'altra, sempre di 53 secondi, 20 secondi, queste sono il numero delle telefonate. Un'altra dell'8 marzo e il 13 marzo 1, 2, 3, 4, 5, 6, in cui Senese parla con Leone e qui perché sono nell'arco di quasi di mezz'ora, anzi di meno, di meno. Il 13 marzo. Il 13 marzo, se vuole le dico anche i progressivi 526, 538, 539, 540, 541 e 542, sono uno dietro l'altro perché sono Leone che chiama a Senese, Senese che richiama Leone, dove sei, che fai, quando vieni, a che ora, perché ritardi, eccetera eccetera. Certo, se queste telefonate me le distribuisci in 1000 pagine, sembrano 6, ma no? Quindi 13. Un'altra, poi c'è dei tentativi di chiamata il 3 marzo, sempre per il telefono di Miserino 613, 614, 616, 617, che sono sempre 370 a 18, questo è sempre il RIT. Vuole che le ripeto? Prego, avvocato. Allora, quelle del 13 marzo che vi ho detto Sono a raffica 6. prima erano 526, 538, 539, 540, 541, 542. Queste sono quelle del 13. Quelle del 20 marzo sono 613, 614, 616, 617, che sono appunto, tra l'altro questi sono dei tentativi di chiamata. Si arriva da marzo, si arriva a maggio. Quindi aprile, nel frattempo, Presidente, giudice, telefonate tra Leone e Senese, perché no, occultare. Quindi abbiamo detto si arriva a maggio ed ecco qui un'altra giornata dove Senese ha, senza dubbio, ma senza esagerare, perché sono tutte nell'arco di 1 ora e mezza, in cui appunto Senese utilizza il telefono di Miserino e ve le cito a questo punto se ritenete direttamente col progressivo, così allora si parla del 7 maggio progressivi e quindi sono dei dialoghi tra Leone e Senese, poi Senese chiama anche un attimo Barretta, insomma il Senese ha il telefono di Miserino, quindi numeri
341, scusi se ho sbagliato, 941, 942, 956, 957, 958, 959, 960, 962, 967. Sono tutte nell'arco di un'oretta. A conclusione, ma non c'era bisogno, perché è ovvio che che Senese c'aveva il telefono c'aveva, in quel momento aveva il telefono perché secondo RIT, l'ultimo, non so se ve l'ho detto questo, 967, forse ve l'ho detto l'ultimo. Progressivo. Sì, da questa telefonata si capisce che Senese e Leone e Miserino, perché finalmente si sono visti evidentemente dopo il giro di questa telefonata, dove stanno secondo voi? Al ristorante. Al ristorante. C'è un'altra telefonata del 14 maggio, sempre telefonate di altri naturalmente, però con il telefono di Miserino. Come ben sappiamo, il 31 maggio c'è la denuncia di Leone, interviene la denuncia di Leone. Ora, questo è molto importante, è un punto molto importante sulla quale vi chiedo di soffermarvi. Leone, che dice di Miserino? Tutto fare? Abbiamo detto che è il tutto fare? Vediamo se è così, vediamo se ce lo dice Leone, o se il tutto fare è un'interpretazione per il numero delle volte che presta il telefono. Ma è importante quello che dice Leone, no? Leone parla all'udienza del 17 marzo del 2021. Chiedo scusa Presidente perché... Allora, su domanda del PM dice ma vabbè Senese, ma altri nominativi a cui ha fatto money transfer eccetera eccetera, ma adesso non li ricordo tutti a memoria, li ho descritti però nel verbale, quindi dovremmo trovare nei molti interrogatori di Leone il cognome Miserino, giusto? No, se è così. Li ho descritti nel verbale. Beh, ma chi sono, dice il PM? Ma sono soggetti vicini a lui, non so se fosse stato a livello inferiore o fossero collaboratori, questi non glielo so indicare. Ma chi conosce? Beh, Giovanni, mi pare il Mozzarellaro, poi Emanuele, gli altri però ripeto, non me li ricordo i nomi. Gli altri nomi, sinceramente, non me li ricordo. È il PM. È il PM. Beh, ma lei il 18 settembre del 2018 ha fatto un verbale in cui sì, dice lui, quelli che dice, quelli del verbale che il PM produce, quindi dovreste averlo. In quel verbale dice tramite, quindi il PM dice, lei, Leone, fa riferimento in quel verbale a intestate a tutto fare del Senese, è lì che ci siamo agganciati noi Miserino, non meritevoli, ma è lì che siamo stati agganciati. Tutto fare, dice che vuol dire tutto fare? Ma guardi, io non mi ricordo i nomi, pagina 29 ovviamente nel verbale sono indicati nomi e cognomi, ma sono indicati nomi e cognomi dopo che abbiamo fatto la ricognizione fotografica. Miserino non rientra nella ricognizione fotografica, non c'è la sua foto, né tantomeno Leone lo ha riconosciuto, ma non perché non fosse lui, attenzione, perché come abbiamo visto Miserino ci è andato pure al ristorante con Leone qualche volta, tramite chiaramente Vincenzo Senese, insieme, accompagnando Vincenzo Senese più che altro, si è ritrovato il Leone al ristorante, però accompagnando Vincenzo Senese. Quindi non è che si contesta qui il fatto che qualche volta Leone non abbia visto, anzi a supporto maggiore della mia tesi, perché se non lo denuncia il 18 di settembre, né prima né dopo, qualche motivo ci sarà.
se non indica mai il suo nome, mai. Però, nonostante questo, attenzione, questo è curioso se vogliamo, però diciamo è a supporto di quello che vi sto dicendo, perché lui di Miserino non è che non si ricorda completamente, si ricorda perché poi alla pagina dopo, dice quelli là, i tuttofare, dice Leone, li ho riconosciuti e individuati fotograficamente. Dice ma qualcun altro c'era? Sì, c'era un altro, uno un po' tarchiato, soprannominato il Calabrese mi sembra. E allora il PM, non ritrovandosi questo passaggio nella denuncia e quindi da poter in qualche modo ampliare o approfondire, perché non dice una parola su Miserino, allora riprende dicendo sì, vabbè, il Calabrese. E poi invece lei in quel verbale ha detto che si parla di Emanuele, il numero, sì, Emanuele dà il numero, l'ho visto sempre agli appuntamenti. E poi, visto che si è incuriosito, il pubblico ministero a pagina 30 ritorna indietro sul Calabrese, dice vabbè, ritorna indietro sul Calabrese, dice ma vabbè, Emanuele, quell'altro mozzarellano, ma sto Calabrese, di cui non ha mai parlato, quindi lo conosce, c'è andato al ristorante, ha memoria del basso tarchiato, eccetera, eccetera, ma non lo denuncia i tuttofare che sono altri. Allora, il Calabrese, no, non lo so se era lui, ma dice le erogazioni le ha fatte pure a sto Calabrese, dice il pubblico ministero. Non lo so se era lui, perché io, lo ripeto, lo conoscevo con questo soprannome, quindi quando ho fatto la ricarica magari potrebbe essere stato lui, però non glielo posso confermare. Ma lei l'ha visto qualche volta? Sì, qualche volta l'ho visto. E poi, passaggio determinante, vi prego di andarvelo a riguardare, se lo ritenete naturalmente, a pagina 69 di questo dice ma abbiamo visto... Lei, Presidente, quindi erano presenti quando si parlavano di termini e di scadenze? Questi, il mozzarellaro, il Calabrese, non mi ricordo proprio, però presenti in quello specifico momento in cui parlavamo di scadenze? No, magari, cioè erano un pochino staccati, si erano allontanati, quindi dice lei, Presidente, sostanzialmente facevano gli accompagnatori? Sì, esatto, dice Leone. Vuol dire questo? Sì. Poi non erano presenti al momento degli accordi tra lei? Assolutamente. Pagina 69. E allora, a scanso di equivoci, mi sono andato a controllare anche tutte le denunce di Leone. Ho detto, vedi mai se mi è saltato qualcosa. Sono andato a vedere quella del 18 settembre, quella del 31 maggio, quelle nel mezzo. E ho avuto conferma di quello che vi sto dicendo. Quando si parla di tuttofare si parla di altri, i nomi li leggete qua. Ma mai si parla, perché so che avete il verbale del 18 settembre con tanto di riconoscimento fotografico dove non c'è Miserino, ma si parla di altri. Si parla di tutte le post-pay che Miserino non ha, chiaramente non attribuite agli altri, dei numerosi money transfer allo stesso soggetto più volte. Miserino una volta, 7 anni. Quindi diciamo che da Leone noi, per quanto riguarda Miserino, non abbiamo niente se non sempre sotto un profilo logico la conferma che non intendesse denunciare Miserino, perché lo conosceva, l'aveva visto con Leone, ha specificato altri tuttofare, l'ha detto, ma non Miserino. Né tantomeno indica il bonifico di Miserino, ma è una deduzione investigativa. Siamo a maggio, avevamo detto,
quindi no, scusate, avevo detto il 31 quindi maggio c'è questa denuncia di Leone e ve l'ho affrontata. E se non che il 7 giugno, stiamo finendo Presidente, ora sì lo posso incominciare a dire, sto quasi terminando. Il 7 giugno 2018 progressivo 29201 RIT 1531/17, quindi è un'altra di quelle telefonate di cui si parla di Miserino, non fatte dal telefono di Miserino. E in questo caso, ancora una volta, sono Giuliano e Vincenzo Senese. Come stai? Come non stai? La seconda pagina. Mo' tu lo capisci, un piatto grande di patatine fritte, un piatto di gnocchi, un piatto di moscardini, cornetti stamattina, una rosetta, mamma mia, e già quello si tiene leggero. A Giovanni ride, ucciso proprio oggi, il piattone di patatine fritte si è fatto, mamma mia, guarda che pancia, tiene pure il grasso dietro, è bello proprio. Gabibbo, il calabrese Gabibbo lo devo chiamare, Gabibbo. Mamma mia, la pancia sul lettino, proprio la pancia a salvagente proprio. Strano, Il tutto fare, il tutto mangiare, no il tutto fare. Quindi, 7 giugno abbiamo detto, il 26 e il 27 giugno ci sono 3 telefonate in cui sempre Senese utilizza il telefono di Miserino. Sono telefonate con altri, una volta con Gaglione, Antonio, una volta con Barretta. Comunque, siamo al 27 giugno, buco, niente più, nessuna, ne parli di Miserino, né mi presta il telefono, niente, buco. E questa l'ho letta, sì. No, chiedo scusa. Il 27 giugno, no, una delle 2 telefonate del 27 giugno, è questa che invece ha una sua rilevanza sempre nel contesto di qui sopra. Sto parlando della 50218 progressivo Senese, quindi 1532 forse è Giuliano mi pare, quindi 1532/17 come RIT, progressivo 50218, quindi parlano Giuliano e Senese, sempre loro due. La seconda pagina, e il calabrese lo tiene appresso, zitto, stiamo appena alle 8 che apri, ti ricordi, sempre con la mano sulla cinghia, quello ha il buco allo stomaco, non lo dire proprio, ride, alle 8 già voleva mangiare alle 6 e falla mangiare 3-4 supplì fuori, Senese, no, quello è furbo mo, non vuole niente perché sa che dopo c'è il pesce che è buono, e si rivolge, perché quando parla evidentemente in macchina con Miserino che gli aveva il telefono, quindi dice ha detto il cavaliere mangiati 3 supplì prima di andare a mangiare, e lui risponde perché non fa il giocoliere, insomma, eccola là, il tuttofare. Allora, stavo dicendo, da giugno c'è un buco e ci sono le ultime 2 telefonate, una il 16 settembre del 2018 in cui, colpo di scena, finalmente sentiamo parlare Miserino. Con chi parla? Con Vincenzo Senese, ma con chi deve parlare che non conosce nessuno di tutta questa gente? Solo con Vincenzo Senese può parlare, no? È l'unica in cui voi sentite la sua voce. Allora, quindi parleranno di affari, io immagino, parleranno di pagamenti, come sempre in quasi tutte le telefonate avviene con gli altri, no? Mi darete atto che sempre, pagamenti, ma i soldi, domani, dopodomani, quando, sopra, sotto, bene.
di che parla con Miserino? Ho comprato 2 DVD, ho preso una Spider, ma chi lo vuole pigliare il traffico sta calabrese? Ah no, attenzione, questo è importante, scusa, me l'ero dimenticato, perché questa è quella che vi ho detto prima, che nella requisitoria il PM utilizza per dire che Miserino è consapevole dei soprusi perché non paga il ristorante, no? Quella là, è questa. Allora ho comprato 2 DVD, ma chi vuole uscire stasera 2 film, Michele, parlano dei figli, perché con Miserino non parla di scadenza, parla dei propri figli. Al cinema non c'era, al cinema manco ci voleva andare, Gennaro, il cinema, eccetera, eccetera. Gli ho comprato, ho fatto contanti, gli ho preso Spider-Man. Poi, saltando di palo in frasca, non ho pagato la Calabretti, dico la verità, me l'hanno offerto. È una chiara espressione che dice, che rappresenta la virulenza della richiesta e l'imposizione. Ma di che stiamo parlando? Non ho pagato Calabretti, ti dico la verità, me l'hanno offerto, però ti dico la verità, sempre 100.000 volte dove vado io, se lo sapevo andavo al centro Gianni e Simone, era simpatico. Ma dove sei andato? A Ostia, ad una parte, però 100.000 volte dove vado io, è uno che mi ha ospitato. Ma che hai mangiato? Crudi, cotti, sopra, sotto, paccheri, cacio e pepe, vongole, frutta, noci, castagne. Eccola la telefonata famigerata in cui Miserino fa capire, si comprende la sua consapevolezza. Mangiati il riso perché ti fa male, stiamo insieme, va bene? Ciao Calabrese, ciao, ciao, ciao. Dopo, Senese, ci dice la requisitoria, fa una telefonata a Giuliano, dalla quale, dice la requisitoria, si capisce che questo pranzo gratis fa parte e questo che ne pensate? Che ne pensate? Cioè una telefonata successiva a questa dovrebbe dimostrare che questa era la consapevolezza. 7 anni, E infine direi l'ultima rilievo di fatto, che non esiste. Allora abbiamo detto fatto materiale delle telefonate, certo, attenzione al numero, valutate bene la situazione e la motivazione, punto. Bonifico 966, chi, a chi, dove, quando, documenti, chi l'ha preso, a chi l'ha dato. Lady Champagneria, che è l'altra cosa in cui si dovrebbe capire, secondo la requisitoria, che era uno di famiglia, o Calabrese, che fa più effetto, o Calabrese, era uno di famiglia, no? E quindi se non ci vado io a far valere la mia forza, la mia virulenza, mando o Calabrese, eccolo là. Scusi Miserino, ma... Benissimo. E allora come facciamo a trovare questa situazione? Qui è proprio... Meno male che ci sono le trascrizioni di udienza dove lei Presidente avete sollevato dubbi, perché se no passava pure questo, no? Allora, secondo requisitoria ordinanza di custodia cautelare, che la stessa cosa, nonostante, malgrado il dibattimento, parlo per me, parlo per Miserino, no, perché mica faccio una cosa politica di tutto il processo, parlo per la mia posizione, nonostante il dibattimento. Ed è questa, che alla fine poi non ci sono più quelle che non ne troverete altre. Sono stato una settimana a cercare telefonate, non ne troverete altre, né dove si parla di Miserino, né dove Miserino presta il telefono, su queste dovete dire se Miserino deve prendere 7 anni, tutto qua. E dicevo, l'ultimo elemento, perso un foglio? No. L'ultimo elemento è sta cosa della Lady Champagnerie. Quindi ci dice l'ordinanza requisitoria. Poco prima dell'inaugurazione il Senese parla di Lady Champagnerie, vediamo se vi posso dire esattamente il numero. Vabbè, comunque c'è nella requisitoria, quindi lo troverete nella requisitoria.
Comunque nell'ordinanza di custodia cautelare è pagina 86, ecco se proprio ordinanza di custodia cautelare. Allora, poco prima dell'inaugurazione scrive l'ordinanza, il Senese demanda a Miserino demanda a Miserito in data 17/11/18 attenzione alla lingua italiana, di presenziare all'inaugurazione del locale che sta aprendo l'Ele, cioè il Gregorini. Quindi Senese demanda a Miserino, quindi è una telefonata tra loro due? Quindi o rit Senese o rit Miserino, giusto? Indicandogli ciò che sia necessario alla tutela degli interessi del pregiudicato. Vedi un po' i cazzi mia, essendo in ciò previsto un guadagno. Indovina ieri chi mi ha chiamato con il numero 9 e mi ha detto: Enzo, mi stai offendendo, devi venire all'inaugurazione, perché se c'è il guadagno, vedi un po' i cazzi mia, se sta a aprire l'Ele, il ristorante mi ha chiamato, no, devi venire. Gli ho detto: io non ci sto, no, a Milano non vengo, fa venire qualcuno della famiglia, però a vedere. Anche qui stesso non c'è riportata la telefonata, non c'è riportato il RIT, non c'è riportato niente, anche a dire RIT progressivo 426, dice vabbè, mo ce lo trascriviamo. Non c'è, ma non c'è, lo dico io? No, vediamo l'approfondimento dibattimentale che voi avete fatto su questo punto, non io. E si parla dell'udienza del 1° febbraio 2021. 1° febbraio 2021, in cui il calabrese ne abbiamo già parlato, eccola qua. Allora, pagina 37 delle trascrizioni, inizia da là. Allora, si cerca di capire sta legge di champagneria, questo fatto qui. Allora, il 12 di novembre, dice Orecchio, dunque, scusate, esatto, del 12 che è nuovamente tra Gregorini e Senese, è quella in cui subentra poi il Marrone Alessandro, in quella che ho citato tra Senese e Gregorini del 16 ottobre al progressivo 36091 e successivamente c'è la conversazione del 12 novembre, che è questa, giusto? 12 novembre tra Senese, ecco, no, questa qui invece, sì. C'è una conversazione il 12 novembre tra il Senese Vincenzo e Miserino, registrata al progressivo, e ci dà il primo numero, 38347. Questa conversazione è relativa all'inaugurazione del locale. Nel tenore di questa conversazione è chiaro come la proprietà di champagneria gradirebbe la presenza di un esponente della famiglia Senese e in quel momento dell'apertura del locale. Tuttavia, essendo impossibilità del Senese Vincenzo a presenziare alle città, fornisce l'incarico di presenziare la figura di Miserino Francesco. A chi? Con chi sta chiamando? Cioè, chi sono gli interlocutori? Chi? Allora, questo numero no, andiamoci a cercare questo numero. Dunque sono appunto Senese, Vincenzo e Miserino, perché è logico, no? Se dà l'incarico dovevano essere loro due. No, questa è la conversazione 36041. Lei, Presidente, 38347 forse. No, questa 38347 è del 21/11/2018, dice il pubblico ministero, correggetemi. 36 si va avanti con numeri, riscontrare, inutile che vi faccio perdere tempo. Ecco, da pagina, abbiamo detto, da pagina 37 in poi di quell'udienza, incominciano la girandola dei numeri, no, teste Orecchio, no, dice Presidente, la 35799, tra Senese Vincenzo e Giuliano. Allora lei, la 36041 avviene tra Senese e Gregorini. E allora poi si parla di altre telefonate, 36, 38, si va avanti. Lei giustamente dice: no, aspetta un attimo, dove vai? Ritorniamo indietro, vediamo un attimo quella telefonata. Dice: ma Presidente, mi scusi allora, ma pagina 40, mi scusi allora, ma la parte della conversazione invece nella quale c'è la sostituzione di Miserino, quale sarebbe? Dice lei. La PM, la 63 no, allora la 300 no, allora no. Mi sembra Orecchio 40.
no dottore, dice, mi sembra forse che qui è saltato il progressivo, la telefonata non c'è, parlano di altre telefonate e finisce qui. Dove sta questa telefonata? Ma chi parla? Miserino vi ha detto che non ne sa niente, a parte che non c'è andato, ma questo è rilevante, questo voglio dire, non c'è la prova che non c'è andato, ma non c'è andato, e quindi questo già, ma di chi stiamo parlando? Chi è che dice chi a che cosa? Credo di poter a questo punto, basta, voi non avete nient'altro, dovete decidere su quello che vi ho detto. E allora, Miserino è il calabrese, ma attenzione, non sempre, solo quando si parla di cibo è il calabrese, se si parla di affari non è lui. Vi ho citato le telefonate. Miserino è un accompagnatore, ma è un accompagnatore più che altro di famiglia, cinema, corsa, ristoranti, quando capita un paio di viaggi fuori per accompagnare Senese. Non parla mai di affari, di soldi. Nessuno parla mai di lui se parla di soldi. È il cane da compagnia. È un'espressione brutta, però fa capire un attimo il senso del discorso. È sicuramente lo zimbello loro, quello non c'è dubbio. Tutto fare? Tutto fare cosa fare? Dare il telefono? Bene. Allora bisogna avere la consapevolezza, è una questione, il fatto materiale nessuno lo discute. Altra cosa, bonifico, ve l'ho detto, money transfer, insomma, quella roba là. Dov'è il documento? È avvenuto sta cosa? Siamo sicuri? O è una dotazione investigativa? Il documento c'è. Chi ha ritirato i soldi? Attenzione! L'elaborazione del pubblico ministero dice non è più per aver ricevuto, come dice il capo di imputazione, ricevuto, quindi bisogna che ci sia la prova della ricezione, ma dice, trasforma nella, ecco, quando ho detto forse qui il dibattimento è servito, dice utilizza, ha dato, lui prestava il suo documento per fare queste cose. Attenzione, c'è la prova logica contraria. In quel momento vi ricorderete che lui Senese telefona a quella signora per prenotare l'albergo anche per Miserino, no? Quindi lui ha disponibilità in quel momento, subito dopo, subito prima, perché quello è il contesto, quello è il giorno. Ha la disponibilità del documento. Se ove mai fosse avvenuto sul serio, ma chi gliel'ha dato? Miserino sapendo di quello che stava facendo o magari è un tratto che ha potuto cogliere Senese vista la situazione? Io non lo so questo. Poi Leone nulla dice di Miserino, nulla, zero, neanche quando glielo si chiede in dibattimento, anzi con quella prova che lui ricorda chi è il calabrese e la prova positiva, non avendolo denunciato, che non c'entra niente. Le telefonate non sono... Mi scusi se la interrompo, ma diciamo se lei sta tirando le file, abbiamo già capito quali sono gli argomenti. 2, forse anche di meno. Prego. Ho finito. Chiedo scusa ai colleghi, chiedo perdono e anche chiedo scusa a voi. Dunque, telefonate innanzitutto non sono per eludere niente, né per eludere intercettazioni. Questo è logico che c'è. Come si fa a giustificare se subito dopo telefonava anche Senese? Quindi manca questo pezzo. È in questo contesto una persona fragile, perché sulla consapevolezza di Vincenzo Senese, se lui si stava approfittando, se lui manco ci pensava perché tanto prendeva il telefono di tutti, se lui, oppure se stava fregando addirittura, quindi dico in positivo, io questo non lo posso affermare, non lo so, ma l'intenzione di Senese, quello che era l'intenzione di Senese, in ogni caso non è comunicabile a Miserino. Dolo, è qui la chiave di volta di questo processo per Miserino. Il do, c'aveva coscienza e volontà, lui, al netto del capo secondo che abbiamo detto che non c'è la prova. Lui
ha prestato il telefono. Perché? La domanda iniziale. Perché? Poi nella sentenza dovrete dire questo. No, guarda, io mi sono posto anche il problema, diciamo, forse sarà magari, che ne so, un altro tipo di reato, si può sostenere il ragionamento, ho fatto ricerca di giudizio, niente, non c'è l'elemento soggettivo, manca tutto. Allora, concludo quindi, Senese Vincenzo per Miserino era un benefattore, l'aveva tirato fuori dal buco, dove è ripiombato subito dopo. Lui nell'ottica di Miserino, Senese era un benefattore, lui non si poneva, lo portava in giro e non si poneva i problemi. Non vi è la prova della consapevolezza, manca assolutamente il dolo per quel che riguarda la prima ipotesi di reato attribuita e sicuramente non c'è, per quello che vi ho detto, la prova per il resto. Io concludo così dicendo che secondo me la differenza di questa sentenza la si vede nei dettagli della vostra sentenza, la si vede nei dettagli, cioè saper distinguere è, diciamo, la cosa fondamentale che deve, dal mio punto di vista, fare questo tribunale in questo complicato processo che non è il processo di Miserino. Io chiedo l'assoluzione quindi perché per quanto riguarda il primo non costituisce reato, nel senso che manca l'elemento soggettivo, quindi è vero che ha dato questo telefono, ma gli intenti erano nell'ambito del contesto che vi ho raccontato, non aver commesso il fatto per il secondo, o come meglio, come preferirete voi, e diciamo anche diversamente, però insomma la sostanza la mia visione è questa, e avete nelle mani la vita di un uomo fragile. Vi prego di trattarla con cura. Grazie.